Amici, bentrovati. Quest'oggi parliamo dell'8, 9, 10 ottobre. Cosa succede? Sì, proprio questa settimana ci sarà una grande manifestazione, si festeggiano, ci saranno i festeggiamenti poi della Madonna del Latte Dolce. Noi siamo proprio qui al Latte Dolce e siamo in compagnia del presidente di questa associazione che è Franco Fenu. Ciao. Ciao Paul, buona giornata a tutti. E poi ho portato con me, come vedi, Andrea Fraghi, che è un grande conoscitore della città di Sassari e soprattutto di questa festa. Sì, conoscitore sì, perché questa festa va da quando va, quindi ha la sua data, è anche datata, ma è datata nel senso di avvio, ma devo dire che anno dopo anno ha il piacere di farsi rinnovare e soprattutto di trovare elementi variabili anno dopo anno che fanno sì che uno aspetti, perché sa di trovare delle cose diverse, dei modi diversi di comunicare. Poi semmai diremo anche qualche cosa di più su questo tema. 8, 9, 10 ottobre. Io ci sarò il 10 ottobre perché presenterò la 7ª edizione del... Rassegna folcloristica Madonna del Latte Dolce. E io sarò il presentatore, non ne so niente. No, non è vero, ne ho fatte due in realtà di questa manifestazione. Certo. Allora, intanto vi faccio un grande applauso per ciò che state facendo, perché per 7 anni vi riproponete, questo è il 10 di ottobre, lo ricordiamo, poi parleremo anche delle altre manifestazioni, vi riproponete con quelle che sono le tradizioni della nostra isola, cioè i colori della nostra isola in questa occasione. E Sassari non è molto avvezza a conoscere i balli sardi o comunque i costumi sardi, a parte poi insomma la giornata della cavalcata sarda. Non so se proprio così come dici tu, penso che avrai ragione, però se fosse così è sbagliato, perché Sassari ha molti abitanti dei paesi limitrofi di questa città, abitanti che fanno parte dell'oceano anche, se vogliamo, quindi è giusto che ci siano queste rassegne folcloristiche. Ma non è che ce ne siano state proprio tante, io ricordo, faccio un esempio, 2 o 3 anni alla Fiera del Folklore che approdava qui a Sassari, ma non ricordo un anno, cioè una manifestazione che ogni anno si ripropone a far conoscere meglio i costumi della nostra isola. Beh, questo naturalmente dipende da noi. A parte la cavalcata sarda. Certo, tu devi sapere, Paul, che questi eventi hanno necessità anche degli sforzi economici, quindi per realizzarli chi li realizza ha necessità anche di un fondo economico. Noi abbiamo la fortuna di essere in un quartiere generoso, ma anche di avere un agro generoso che ci aiuta a realizzare questi momenti. Allora, raccontiamo cosa succede l'8. All'8 abbiamo un evento importantissimo che da qualche anno ci stiamo proponendo e di migliorarlo sempre. Sarà la volta musica e cabaret. Qualche anno fa avevamo Carmine Faraco. Quest'anno portiamo Max Pisu con un gruppo musicale che farà da supporto, che sono i Vaghi. Il gruppo i Beatles sardi, diciamo. Esatto. Ecco, questo è l'8. Il 9? Il 9 arriviamo alla 3ª edizione del Latte Dolce Festival, che è dedicata per sorte a un socio della nostra associazione, che è Filippo Fenu, anche mio fratello, ma questo non vuol dire che l'impegno è superiore, vuol dire che abbiamo solo voluto chiamarla per ricordare un amico. Sì. Anche perché insomma, per chi non lo sapesse, Filippo, che suo fratello morì qualche anno fa proprio durante i preparativi di quella festa. Quell'anno c'ero anch'io che partecipavo, naturalmente saltò tutto per ovvi motivi naturalmente. Poi c'è il 10 e ritorniamo a parlare di folklore. Il 10 è la rassegna folcloristica Madonna del Latte Dolce. Questa è la 7ª edizione, ma vorrei ricordare che la 7ª edizione, che si chiama rassegna folcloristica, prima si chiamava soltanto la serata in folklore. Ecco, oggi è mirata e si chiama rassegna folcloristica, suoni e colori del nord Sardegna. Bello. Allora, intanto c'è anche Andrea Fragli con noi, non dimentichiamo. Sono andato bene, Andrea? Cioè, tu che comunque hai fatto parte anche dell'amministrazione di questa città un po' di anni fa, no? Cioè, ti ricordi, a parte chiaramente la cavalcata sarda, ma ti ricordi che un quartiere ogni anno si riproponesse con una giornata dedicata ai costumi e ai colori della nostra isola? No, questo intanto è Latte Dolce, è il quartiere più popoloso di queste città.
è un quartiere non particolare nel senso del negativo, particolare perché sa fare anche delle cose particolari. Qui è nato per caso, un giorno sono nate le Olimpiadi di quartiere, che insomma a primo colpo sembrava un attimino uno scherzo di stagione. Poi le Olimpiadi di quartiere qui sono diventate un appuntamento, che non è più un appuntamento di quartiere, è diventato un appuntamento di città. Che tra l'altro è diventato un appuntamento anche regionale, perché quest'anno c'è stata la regione che ha seguito tutte le Olimpiadi, grazie naturalmente a Don Vittorio Pisu. E quindi questo è l'aspetto importante, far diventare un fatto di città un qualche cosa che nasce in un quartiere popoloso come è il quartiere del Latte Dolce. Questa festa che loro fanno quest'anno, dilatata in 3 giorni, non significa soltanto far festa, far suonare, vedere 10-15 gruppi, ma significa comunicare con il quartiere stesso. C'è un momento di comunicazione, è un momento in cui il quartiere viene chiamato a verificare tutta una serie di appuntamenti, c'è l'appuntamento che le piace, ma l'indomani sa che ce ne ha 2 che le vanno a genio, poi il giorno dopo ce n'è un altro che va bene per la nonna. Questa possibilità di rendere questo purpurì, chiamiamolo così, visto che così si chiamano certe cose, soprattutto musicali, tutto questo minestrone messo assieme non è una cosa fatta male, condita male, è una varietà di sapori, è una varietà di colori nel caso specifico, ma è un modo di comunicare con il quartiere. Nel caso specifico qui si comunica anche con la città e la cosa va molto ma molto sottolineata. Infatti noi siamo molto contenti, caro Andrea, insomma, che questa manifestazione si faccia ogni anno. Io, se non partecipo, come ho avuto la fortuna quest'anno, faccio il presentatore il 10 perché la rassegna folcloristica, partecipo comunque come, se non sono impegnato, come pubblico, perché io abito proprio al quartiere qui a fianco, quindi praticamente qui sono di casa. Franco, allora lo ripetiamo, l'8 Max Pisu, 8 ottobre, ricordatevelo, il 9. Il 9 Latte Dolce Festival con Giuliano Rassu, con Beppe Dettori, con Laura Bono e qualche altro artista che adesso mi sfugge come nome. Giuliano Rassu, Beppe Dettori e Laura Bono. Guarda, sai cosa facciamo noi? Facciamo proprio un regalo ai nostri amici. Mandiamo proprio una pillola di Giuliano Rassu, poi ritorniamo qui e ricordiamo ancora una volta l'appuntamento 8, 9, 10 ottobre, quartiere Latte Dolce, la festa Madonna del Latte Dolce. Un cambio di vita, adesso so che servirà, una nuova salita, chissà mai dove mi porterà, nonostante le stelle, nonostante gli occhi tuoi, come un tatuaggio ormai mi ritroverai solamente col mio cuore ruvido, mi sorriderai se un attimo la fatica sparirà, basterà solo un filo di voce, basterà solo uno sguardo fra noi, mi ritroverai sempre ancora ruvido, innamoratissimo. Ebbene amici, avete visto una pillola proprio in riferimento a Giuliano Rassu, ma lo ricordiamo, 8 ottobre, 9 ottobre, 10 ottobre, partirà tutto il 10 ottobre alle ore 16 con la Santa Messa, presenziata dall'Arcivescovo di Sassari, e poi dopodiché lo spettacolo a partire dalle 21 qui a Latte Dolce. Noi vi aspettiamo 8, 9, 10 ottobre. Ciao a tutti, grazie a Franco Fenu e naturalmente grazie ad Andrea Fraghi. Ciao a tutti, arrivederci, 8, 9, 10 ottobre, Latte Dolce, Sassari, vi aspettiamo.